Cattolica e dintorni, un master per esperti nella formazione alla sicurezza, e questa è la proposta della Cattedra di Pedagogia della Cattolica in collaborazione con Falco Group e Fondazione Poliambulanza. Vediamo di cosa si tratta. Professor Patti, perché l'Università Cattolica ha deciso di proporre un master sulla formazione alla sicurezza? Direi che questo master cerca di rispondere a quelle che sono le istanze sia di carattere legislativo sia di carattere produttivo, aziendale, per quanto riguarda la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. E da questo punto di vista ci siamo sentiti direttamente chiamati in causa sulla scorta di quelle che è la nostra esperienza nel campo della ricerca e nel campo della formazione per quanto riguarda la sicurezza. Non dobbiamo dimenticare che come cattedra di pedagogia sociale sono ormai alcuni anni che coltiviamo questo settore. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare anni addietro con l'ISPESL di Roma, abbiamo svolto alcuni convegni, siamo stati invitati per un'audizione presso il Senato della Repubblica negli anni scorsi, per cui tutto questo bagaglio si è poi tradotto anche in una pubblicazione sul rischio scelto, cioè sulla formazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma anche e soprattutto nelle associazioni di volontariato. Per cui l'attenzione nei confronti di questo settore direi che è molto viva da parte del settore pedagogico della Cattolica di Brescia. Dottor Zilli, la Falco Group metterà a disposizione 4 borse di studio per chi si iscriverà a questo master in formatori. Una collaborazione tra la nostra società e l'Università Cattolica che prosegue ormai da diversi anni e credo sia il giusto segno della sinergia tra il mondo dell'impresa e il mondo accademico, per creare una cultura della sicurezza della quale c'è molto bisogno sul territorio, soprattutto bresciano. Da anni la vostra azienda ospita i tirocinanti di questo corso di laurea. Io credo che questo aspetto della formazione sia un aspetto molto delicato. Abbiamo capito come formazione alla sicurezza molto spesso è lasciata ai tecnici, con tutto il rispetto agli ingegneri e ai professionisti della sicurezza e della valutazione dei rischi. Crediamo invece che un approccio corretto sia quello che vede affiancata alla figura del tecnico proprio la figura del formatore, che porta all'interno della realtà e delle società come la nostra, dei centri di formazione, una cultura nuova e un nuovo approccio al mondo economico bresciano. Trascorrere alcune ore in un'aula universitaria con i docenti delle facoltà per assistere ad una lezione da grandi, e questa è la proposta del servizio orientamento della Cattolica. Vediamo di cosa si tratta. Dottoressa Mostardi, il servizio orientamento dell'Università Cattolica offre una nuova opportunità agli studenti delle scuole superiori. L'iniziativa Lezione D, di cosa si tratta? Si tratta di una serie di lezioni tenute da nostri docenti e rivolte agli studenti di quarta e quinta superiore. È il primo anno che sperimentiamo questa iniziativa per quanto riguarda la sede di Brescia, ma appunto era già stata promossa dalle altre sedi, abbiamo visto che era piaciuta e soprattutto interessa ai ragazzi, quindi abbiamo deciso appunto di organizzarla anche qui. Si tratta di una serie di lezioni rivolte ai ragazzi del quarto e del quinto anno che si avvicinano alla scelta universitaria e diretta proprio a cercare di dargli uno strumento in più per aiutarli ad avere maggiore conoscenza del mondo accademico. Una serie di lezioni che toccano tutti i vari corsi di laurea presenti presso la sede bresciana. E quali saranno gli argomenti trattati nei prossimi incontri? I prossimi incontri riguarderanno nello specifico la facoltà di Lettere e Filosofia, sarà tenuta dal professor Bolpagni e tratterà l'argomento del macabro e il vampirismo nella pittura e nella musica di fine Settecento e inizio Ottocento. E inoltre abbiamo ancora in programmazione una lezione tenuta dalla professoressa Colombo per quanto riguarda invece la facoltà di psicologia, tratterà gli argomenti della creatività e delle emozioni nell'ambito appunto di questo viaggio virtuale delle emozioni all'interno del cervello. Cosa devono fare le scuole per iscriversi? Possono partecipare sia gli studenti singolarmente sia accompagnati dal docente che magari appunto è interessato, perché c'è da dire questo, che alcuni di questi argomenti sono anche argomenti oggetto di materia nel corso dell'anno scolastico dei ragazzi, quindi potrebbe essere anche un ulteriore approfondimento poi in aula al termine della lezione. E i ragazzi sono chiamati ad iscriversi utilizzando il nostro servizio che è MyCat,
che trovano ovviamente sul sito della Cattolica alla voce orientamento. Alberto Biella, neolaureato alla Cattolica in fisica, inizierà ora il dottorato di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove studierà i nanosistemi quantistici. Andiamo insieme a conoscerlo. Alberto Biella, neolaureato in fisica presso l'Università Cattolica, ha appena vinto un'importante borsa di studio per un grande progetto. Sei quindi in partenza, per dove? Sono in partenza per Pisa, la settimana prossima inizierò il mio dottorato di ricerca presso la Normale, grazie soprattutto al lavoro che ho svolto qua durante la mia tesi magistrale col professor Borgonovi. Che lavoro hai svolto di tesi? Qual è l'argomento? Ci siamo occupati di studiare le proprietà emergenti di sistemi quantistici quando questi interagiscono con un ambiente esterno, per cui abbiamo studiato soprattutto come l'influenza di vari ambienti esterni va a influenzare le proprietà quantistiche di un sistema e abbiamo trovato risultati abbastanza interessanti. Per chi come me non se ne intende di fisica quantistica, quanto è importante questo tuo lavoro per l'Italia, per i ricercatori scienziati? Dal punto di vista teorico, viene definito paradigmatico, cioè ho studiato modelli molto generali. I risultati che io ho trovato in questi modelli molto generali però si spera possono essere applicati in modelli più realistici e questo già in parte sta avvenendo. I due campi nel quale questa estensione più immediata sono soprattutto lo studio dei sistemi fotosintetici, cioè il trasporto di energia in questi complessi che catturano la luce, e anche localizzazione in sistemi disordinati di atomi. Che cos'è che ti appassiona di questa materia? Mi appassiona soprattutto la libertà che c'è nel ricercare modelli, nel ricercare soluzioni, anche l'astrazione che viene richiesta per poter in qualche modo ingabbiare dentro uno schema matematico quello che è il comportamento della natura, però è un processo molto che definirei quasi creativo e questo secondo me è il bello della ricerca in fisica. Lucilla Giagnoni, ospite del ciclo Teatro e Letterature, ha raccontato in Cattolica il suo Ecce Homo. Ascoltiamola insieme. Giagnoni ha debuttato da pochissimi giorni al Teatro Sociale la sua ultima opera teatrale Ecce Homo. Che cosa significa oggi essere uomini? Oggi essere uomini è una bella responsabilità perché non siamo più uomini, nel senso che abbiamo scelto di diventare uomini a una sola dimensione. Come mai l'Homo sapiens ha deciso ad un certo punto di diventare solo Homo economicus? Questo ci limita moltissimo perché tutto ciò che non rientra o non viene vagliato secondo quel criterio risulta inesistente e invece l'uomo è molto più complesso. E la nostra povertà che noi piangiamo tanto oggi, questa crisi, è una povertà in realtà perché non sappiamo attingere ad una ricchezza che è depositata in altri ambiti dell'uomo, quegli ambiti a cui noi abbiamo rinunciato. Quindi la soluzione quale sarebbe? Ma non c'è soluzione se non quella che ci è già stata detta una volta o più volte da grandi uomini in passato. Se ho intitolato questo lavoro Ecce Homo è perché mi interessava moltissimo quel momento, quella figura teologica che è l'Ecce Homo nel Vangelo di Giovanni, che è un momento altissimo di umanità di Cristo, in cui viene rappresentato Cristo con questa corona di spine, con il mantello di porpora tutto lacero, fustigato, torturato. Eppure lui non ha uno sguardo del perdente, non è un uomo che piange, non è una vittima mostrata tutta piegata, è un uomo che ha lo sguardo dritto, che contempla la possibilità che noi lo possiamo guardare. Uno sguardo aperto che contiene in sé il dolore, il male, la possibilità di uscire dal male, la passione e la risurrezione, insomma tutto quello è scritto in quello sguardo. È come dire, è un punto zero, un punto bianco in cui poi parte tutta la storia della passione e poi tutta nella teologia. Però a me interessava quel punto di grandissima umanità in cui si manifesta con i colori del re, la corona e il mantello, in realtà la regalità è interna, perché quelli sono per burla. Allora l'uomo è tutto questo. Qual è la soluzione? Quando l'uomo ricostruisce la sua regalità, cioè la sua realtà, cioè essere veramente uomini, aprirsi in umanità, che vuol dire recuperare tutti gli altri aspetti, la spiritualità, la creatività, il fare, il produrre, insomma sarebbero tantissimi. Qual è il messaggio che vuole dare ai giovani sul loro futuro? Tutto questo mio lavoro è naturalmente ispirato al rapporto fra me e mia figlia. Mia figlia è adolescente, quindi è una giovane in pieno, nel senso perché essere adolescente a 17 anni non si è già più come quando si è all'università, che un po' di scelte sono state fatte. Si è proprio in quel deserto della vita in cui tutte le scelte sono ancora possibili. La vita ti fa o paura, perché è immensa, o diventi cinico.
Il rischio di questi ragazzi è di essere cinici, perché hanno molto, Per esempio mia figlia ha molto, possiede un computer dell'ultima generazione, si sente potentissima con in mano quello strumento, eppure le mancano delle cose ancora fondamentali della vita. E noi pensiamo che invece queste cose non siano da passare. Cose fondamentali sono delle parole. Nello spettacolo parlo di parole come verità, come felicità, e sono parole fondamentali. Quello che io posso soltanto dire ai giovani è di vivere intensamente la loro vita. Cioè vivere intensamente vuol dire che la felicità non è necessariamente lo stare bene o la sazietà o avere le cose. Anzi, la sazietà, che è la cosa da cui proveniamo noi, porta alla noia. Quando uno è sazio, è annoiato. La noia porta alla depressione. E la depressione in realtà, nonostante questa crisi economica che noi abbiamo, è la malattia che più ci tocca da vicino. La felicità la si può vivere anche nel dolore. Quindi quell'ecce homo che è dolente, in realtà è felice. Questo non vuol dire viva il dolore per essere felice, no, per carità, Io sto dicendo che la felicità è intensità di vita, quindi il suo contrario non è il dolore, è la noia, quindi vivere intensamente la propria vita, a costo di spaccarsi le mani, a costo di rompersi le ossa, però inseguire la propria vocazione, cioè il proprio desiderio, e a quel punto avere veramente coraggio, perché solo se segui questo desiderio, che non ha nome, perché quando sei giovane ancora non gli sai dare un nome, se segui veramente quello poi puoi dirti compiuto, e allora quella è felicità. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 12.05 e alle 20.05, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.